Allora, siamo con Nino Catuogno, allenatore dell'Ilva Maddalena. Mister, partiamo da una frase che lei ha detto a fine partita contro l'Usinese, ossia pensando a questa partita ha detto dovremmo attaccare gli spazi e sicuramente non farli giocare, non farli respirare. Ecco, questo oggi si è visto a tratti, secondo lei quali sono le cause? Abbiamo giocato male, non abbiamo interpretato bene la partita, ma eravamo quindi rimaneggiati, quindi abbiamo anche dovuto apportare delle modifiche anche al modo di giocare. E quindi diciamo che non abbiamo giocato bene, abbiamo subito troppo le loro iniziative e soprattutto insomma, qualche rudezza di troppo sulla quale l'arbitro ha sorvolato, e quindi non siamo riusciti a giocare, soprattutto nel primo tempo quando si poteva giocare. Poi nel secondo tempo è chiaro che più il tempo passava e più noi ci buttavamo in avanti anche disordinatamente, loro erano belli chiusi dietro e quindi a quel punto era difficilissimo passare. Certo. Mister, però oggi lo stesso non è arrivata una vittoria fuori casa, manca dal 12 ottobre 2-1 a Bosa. Vi siete chiesti perché fuori casa avete faticato un po' e non avete il ritmo, direi da primato, del Pietro Secci con 4 vittorie e un pareggio? Io sono dall'altro anno che me lo sto chiedendo, ovviamente stiamo migliorando rispetto all'altro anno, insomma quest'anno abbiamo fatto anche oltre con la vittoria, dei pareggi importanti. È chiaro che dobbiamo tener conto di tante situazioni, non soltanto che dipendono da noi, ecco, e quindi qualche volta lasciamo a desiderare noi, come gioco, non come impegno. E qualche altra volta diciamo che non ci sono le condizioni ideali, ecco, per rendere al massimo, però diciamo che questa prima parte del campionato è andata decisamente bene, oltre le più rosee previsioni, e quindi noi cerchiamo di mantenere questa classifica medio-alta, perché non ci dimentichiamo che il nostro obiettivo è quello di arrivare a una salvezza quanto prima. Va bene, allora grazie a Nino Catuogno, in bocca al lupo per le prossime partite.